E ben trovati cari amici, vi parla Francesco Brasco qui da Linea News, mettete mi piace su Linea News Web TV su YouTube, altrimenti non vedete l'avviso della pubblicazione è domenica, siamo un po' in ritardo, ci scusiamo. Cronaca vicentina, questo era dal giornale di Vicenza del 21 di dicembre del 69, 1969, arrivava l'influenza spaziale, influenza sospesi negli ospedali, congedi a medici e ad ausiliari, partiamo appunto dalla macchina del tempo, in modo che sia assicurata la maggiore assistenza, dato che molti medici esterni non sono sfuggiti alla Hong Kong 2, si chiamava così la cosiddetta spaziale del 69. In alcuni comuni della provincia servizi a scavalco perché non rimanessero senza sanitario, senza medico. Qui Isabella Bertozzo racconta della febbre del 18, cioè la spagnola, dell'asiatica del 57 e della spaziale, la Hong Kong 2 del 69, insomma nella pagina dedicata alla storia, mentre siamo sul giornale di Vicenza di oggi, 15 marzo, domenica 2020, Zaia, faremo tamponi in strada, questo è il titolone del giornale di Vicenza. Centro pagina in fila per la spesa, c'è un'inchiesta di Laura Pilastro, qui c'è una foto del Silos, ex Silos ora PAM, diciamo a Viale Trento, in Viale Trento, all'Albera, corsie di paura e in niente cestelli, dice Laura Pilastro, mentre il caporedattore Marino Smiderle, sterco del diavolo pulito con le carte, quindi sterco del diavolo si intendono i soldi, non si maneggiano soldi, si paga tutti con carta di credito, così non passiamo batteri e soprattutto il virus Covid-19. Il Corriere del Veneto, un augurio intanto ai colleghi del Corriere del Veneto che sono risultati positivi, che sono malati, di pronta guarigione. Il Corriere del Veneto lavora tutto da telelavoro, la redazione di Padova, Zaia, tamponi anche in strada, questo è il titolone, l'emergenza coronavirus, già 29.000 quelli eseguiti in Veneto, tamponi, siamo la regione record, test e isolamento, quando farli e quali sono le regole, in questo articolo di Michela Nicolussi Moro a pagina 2. Il governatore dice presto postazioni davanti ai supermercati, contagi saliti a 1994, altre 5 vittime. Bella notizia a centropagina con la liberazione di Luca Tacchetto, dell'architetto padovano, e di Edith Blaze, la sua fidanzata. Il giorno più bello, sono fuggiti vestiti da Tuareg, erano stati, come racconta Andrea Priante a pagina 5, rapiti 15 mesi fa da una banda di ribelli, probabilmente semi-jihadisti, non si capisce bene cosa fossero, tra il Mali e gli altri paesi dell'Africa settentrionale desertica. Erano andati per fare un bel viaggio nella Sahara, nella parte bassa del Sahara. Questo è il Corriere del Veneto, che è all'interno del Corriere della Sera. Le regole per chi lavora, questo è il titolone di oggi del Corriere della Sera. Lite con la protezione civile, Fontana, il presidente della Lombardia, nomina Bertolaso, e chiuse Francia e Spagna. Cosa dice nell'occhiello? Il virus, intesa sulle misure per la sicurezza in fabbrica tra le parti sociali, i positivi al test continuano a crescere, terapie intensive in emergenza. Questo titola il Corriere della Sera, che oggi all'inserto la lettura, oggi domenica, come tutte le domeniche. Allora, dal Corriere del Veneto dal Corriere della Sera, che ci parla di Bertolaso, eccola qua la notizia, la verità, Bertolaso ce l'ha in prima pagina, e smascherati dalle mascherine, questo è il titolo che piace tanto a Maurizio Belpietro per l'apertura del suo giornale di oggi, che dirige, sempre di più i colpiti dal virus, terapie intensive in crisi. Gallera, la protezione civile ha fornito alla Lombardia strumenti di carta igienica. Gallera è l'assessore alla sanità, mi sembra, della Lombardia. Ma il problema dei dispositivi è più generale.
sono introvabili e oggetto di speculazioni. Stiamo parlando di mascherine, di guanti, di lattice e così via, di camici, di cuffiette. L'ennesima prova dell'inadeguatezza di Borrelli, che adesso è a capo della protezione civile in Italia. Un commissario vero ci serve, e come? E infatti schiaffo di Fontana a Conte, Fontana presidente della Lombardia, al Presidente del Consiglio, Bertolaso consulente per l'emergenza in Lombardia. Ci sono vite da salvare. Questo è il titolone della Verità. Contagi in Libia ma gli sbarchi riprendono, altro titolo interessante, e poi un'intervista di Maurizio Caverzan al cardinale Camillo Ruini. La scienza autentica conosce i suoi limiti. E da Camillo Ruini arriviamo all'Avvenire, all'Avvenire, eccolo qui, così lontani così vicini, questo è il titolo del quotidiano dei vescovi della CEI. Applausi al personale sanitario, solidarietà, intesa per le fabbriche, ecco il paese che resiste e reagisce. Una bellissima inchiestona in primo piano nelle prime pagine di questo giornale, che è sempre da leggere, è infatti uno dei pochi giornali che aumenta le vendite in questi ultimi mesi. L'editoriale di Marina Corradi, una domanda vera e forte, l'assedio del male e le risposte. E qui ci sono un altro editoriale di Danilo Paolini, cantando già l'alba che viene, l'assedio del male e le risposte, sempre questa la serie, e l'assedio del male e le risposte 3, altro editoriale di Mauro Leonardi, che significa restare a casa. Ecco, molto interessante da leggere anche l'Avvenire di oggi. The Week è l'inserto, come vedete, del giornale di Vicenza. Jenny Lavarda, il ragno di Molvena, insegna ai ragazzi, eccola qua, questa è la copertina dedicata a The Week alla Laverda. Ma noi andiamo al giornale di Vicenza, che abbiamo tralasciato perché abbiamo letto La macchina del tempo, il titolone: Zaia, faremo tamponi in strada. Abbiamo detto, il governatore veneto dice caccia ai positivi asintomatici e il piano prevede una struttura ad hoc per ogni provincia. Boom di casi a Bassano, casa di riposo chiusa. Ad Asiago i sindaci chiedono di aprire il nuovo ospedale, ce n'è per tutti. A centropagina, in fila per la spesa, inchiesta di Laura Pilastro, nei supermercati del Vicentino lunghe attese e distanze di sicurezza, corsie di paura e niente cestelli. Mentre Marino Smiderle parla della parte più economica, sterco del diavolo, cioè i soldi, pulito con le carte di credito, le carte di debito, bancomat, carte di credito, eccetera, eccetera. Quindi si paga così per non passarsi soldi che potrebbero passare anche il virus. E poi a Tezze sul Brenta spacciano in trasferta arrestati un 43enne di Romano e un 31enne di Vicenza, trovati con coca e soldi, denunciati anche per aver violato le disposizioni legate al Covid-19. Francesca Cavedagna sigla questo articolo. Altre notizie: la mappa nel Vicentino, 223 contagiati, pochi posti in rianimazione. E poi i bus di SVT tagliati del 50%, stop alle corse notturne. E ancora la quarantena, nuovo alfabeto, da Mucchina a zona rossa. Gianmarco Mancassola sigla questo articolo. Altre notizie: le donazioni per dare respiro all'ULSS a quota 315.000 euro, iniziativa del giornale di Vicenza e di TVA. Ecco, io non sono d'accordo su queste donazioni, perché paghiamo già le tasse per avere la sanità che è pubblica, e quindi non vedo perché dobbiamo anche rimetterci altri soldi, noi poveri mortali. Ma andiamo oltre. Montegalda, violano il divieto e giocano a calcio vicino a casa, denunciati in 7. Ne parla Bernardini a pagina 7 del giornale di Vicenza. L'editoriale di oggi è del direttore Lucancetti: riconoscenti ora e dopo l'emergenza. Si parla di medici, di sanitari, eccetera. Queste un po' le notizie del giornale di Vicenza di oggi. Ah sì, un'altra notizia: Ghirelli, il presidente della Lega Pro, della Lega DC, se serve si gioca fino a fine giugno. Ne parla anche il Corriere del Veneto di questo, oltre al giornale di Vicenza, se ne parla a pagina 33. E poi canta dal terrazzo di casa, arrivano i carabinieri, episodio movimentato a Schio.
strano perché a Napoli ne hanno fatti di tutti i colori, giù a sud uguale, in generale, vabbè. Allora, veniamo al Fatto Quotidiano per chiudere. Trovata la cura che batte il virus, Olanda, terapia somministrabile già fra un mese. Il biologo Grosveld di Utrecht dice che l'anticorpo impedisce al coronavirus di infettare e aiuta a rilevarlo. La scienziata Gismondo, italiana, dice è la prima buona notizia. La prima buona notizia. Ma noi, per chiudere altri esodi verso sud e la Sardegna chiude, insomma, gli irresponsabili, dice il Fatto Quotidiano. E poi ancora, fabbriche disinfettate riaperte in sicurezza, slita il decretone forse a oggi, e poi tante altre notizie sul Fatto Quotidiano, ma noi andiamo anche a leggere la cattiveria per tirarci su con un po' di umorismo e sarcasmo, per chiudere, dal forum Spinoza. La cattiveria è l'ISIS pubblica le linee guida per evitare il contagio tra gli affiliati. Primo, non farsi esplodere nelle zone rosse. E con questo noi oggi ci salutiamo. A domani da Francesco Brasco, e ricordatevi, mettete mi piace su questo canale YouTube dove state guardando questa rassegna stampa, ovvero Linea News Web TV. Buona giornata.